lo Stato italiano, ok, siamo tutti che lo sosteniamo e tutti quanti paghiamo per i servizi. Queste persone arrivano nel nostro territorio, ok, usufruiscono di tutti i nostri servizi iniziando da quello sanitario. 10 milioni di extracomunitari arrivati negli ultimi 10-15 anni hanno fatto sì che le liste d'attesa nei nostri ospedali si siano implementate almeno del 20 o 30%. Che le materne di molti paesini siano rimasti aperti, però non nessun lo dite, problema. Abbiamo problemi con le scuole. Abbiamo problemi con gli asili perché non riusciamo a dare una risposta a questa invasione alla quale assolutamente non siamo preparati. Del decreto a cui state allora, mettendo nel momento in cui a queste 200 persone euro per un servizio che non prestate, ma se era per me ne chiedevo anche di più, perché 2000, se queste persone certo, vengono 200 agli altri paesi, la comunità europea, quelli che ho citato prima, la tanto civile Spagna, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, che hanno esperienze di immigrazione sicuramente molto più evolute delle nostre, già da molto tempo applicano queste cose che ritengo basilari, no? Chiedere a queste persone che per poter essere curate, una famiglia di 5 persone spenda 1.000 euro chiedere per a queste nuovo. persone che per poter essere curate, perfetto. anche Zapatero lo fa, ok? Prima li identifica, poi li cura, lo fa Zapatero, hai detto tu, mi sembra che è illuminato. No, io lo dicevo in senso ironico, ma ironia penso. Lo fa la Germania, lo fa. Allora, Lega. tutta l'Europa, ok, è stupida. Noi italiani invece, che siamo intelligenti, accogliamo tutti e curiamo tutti, diamo da mangiare a tutti, quando in un momento di crisi forse non ne abbiamo neanche per noi. No, io vorrei semplicemente, come dire, riportare alla realtà dei fatti. Noi, la legge che sta funzionando fino a questo momento non è una legge del centro-sinistra, è la Bossi-Fini. Cioè, la legge che regola l'immigrazione in Italia è la legge Bossi-Fini. No, viva Dio. Infatti, sto dicendo, infatti, un asino alla volta, adesso tocca a me. Ecco. Allora, la legge che regola da anni l'afflusso degli immigrati in Italia è la Bossi-Fini, perché nei 2 anni che noi abbiamo governato non siamo riusciti a metterci le mani. Questa legge ha prodotto i disastri, la loro legge, che adesso cercano di rimediare, e come vi dice dalle nostre parti, facendo peso il taccon che sbrego. Perché bisogna distinguere quali sono i problemi di sicurezza da quali sono invece i problemi che devono regolare un nuovo Stato sociale, perché non abbiamo le risorse perché la sanità possa funzionare per tutti, perché non abbiamo le risorse perché la scuola possa funzionare per tutti. In questo senso Franceschini solleva il problema. Se pensiamo che non abbiamo soldi per la sanità, non abbiamo soldi per la scuola, e allora l'unico modo è che sulla base della razza o sulla base dell'etnia a alcuno diamo la sanità e ad altri non la diamo, questa è una china pericolosa. Loro non sono in grado di cambiare la loro Bossi-Fini, perché è la legge che ha portato in Italia i 5 milioni di cui parliamo degli immigrati regolari.